È dovuta o no la quota di depurazione contenuta nelle bollette dell'acqua? A chiederselo il sindaco di Casarza Ligure dopo le segnalazioni giunte in comune da parte di numerosi residenti. Così la giunta intende vederci chiaro. Già diverse sentenze della Corte di Cassazione, spiega Giovanni Stagnaro, hanno stabilito che il pagamento in bolletta del canone per il servizio idrico integrato è dovuto soltanto in presenza di un corrispettivo, effettivo ed efficace servizio di depurazione. Sentenze che hanno permesso a molti contribuenti in varie parti d'Italia di ottenere la sospensione del pagamento e il rimborso di quanto versato. E allora sono partito da un parere della Commissione europea che dichiara l'impianto di Riva Trigoso, il cosiddetto rotostaccio dove anche i liquami di Casarza finiscono, non idoneo alla depurazione delle acque, perché privo di trattamento appropriato di depurazione di acque reflue. Il comune di Casarza Ligure si è già mosso interpellando uno studio legale genovese, ma ora cerca risposte dalle autorità competenti. Chiediamo che ci vengano forniti i dati che certifichino la corretta depurazione, altrimenti non soltanto chiederemo di non pagare più nelle prossime bollette la quota di depurazione, fino a che non verrà realizzato il nuovo impianto che dovrà essere costruito ad oggi in località Ramaia anche per il comune di Casarza Ligure, ma che vengano rimborsate le quote di depurazione pagate negli anni precedenti dai concittadini.